Wax Gloss. Wax Gloss è una cera composta da saponi. Il mio consiglio è di andare ad applicare Wax Gloss su Venezian Plaster e non su Plaster Glass. Perché? Venezian Plaster è un grassello di calce, è compatibile al 100%, invece abbiamo notato su Plaster Glass si opacizza un pochino, quindi il mio consiglio è di utilizzarla solo su Venezian Plaster. Qui abbiamo due pannelli, di cui uno spatolato e uno effetto marmo, tutti e due con Venezian Plaster. Andrò ad applicare Wax Gloss in due versioni. Qui lo vado ad applicare con la spatola e qui lo vado ad applicare con il guanto. Quindi vediamo le due opzioni che abbiamo. Andiamo ad applicare Wax Gloss a spatola. Mettiamo un po' alla volta, tirata bene, non lasciamo in abbondanza. La nostra cera è perfettamente lucida. Il mio consiglio però qual è? Le pareti già devono essere lucidate benissimo a spatola. Quindi se abbiamo una macchia opaca rimane opaca. Cioè la cera lucida sul lucido, non lucida sull'opaco. La cera serve anche, diciamo, a uniformare il colore, quindi se abbiamo lasciato un po' di spazi che sono un po' più biancastri, la cera va ad incidere di più il colore, quindi quei spazi là vanno un po' a sparire. Quindi andiamo a uniformare il colore, no? Quindi facciamo la nostra parete, dopodiché in questa soluzione qua a spatola lasciamo la cera, diciamo, asciugare dai 15 ai 20 minuti e poi la andiamo a tirare con il lucidatore. Finita la nostra parete attendiamo 15-20 minuti, poi dopodiché prendiamo il nostro lucidatore con il tampone in lana e l'andiamo a lucidare. Dopo vista la versione a spatola che andremo a lucidare tra un po', andiamo a fare la versione con il guanto. Con il guanto va lucidata subito, perché? Altrimenti se asciuga troppo andiamo a vedere tutti gli aloni che lasciamo con il guanto. Quindi se siete in parete fate 1 metro quadro, date la cera, poi aspettate giusto qualche secondo e subito dopo andate a tirare via la cera. Adesso vi faccio vedere come fare. Quindi prendiamo il nostro guanto in lana, l'applichiamo bene, ripeto, 1 metro quadro alla volta e lasciamo su proprio pochissimo e facciamo dei giri circolari. Quindi possiamo anche ripetere l'operazione anche andando su ancora di nuovo fin quando ci accorgiamo proprio che la parete è come se non vuole più la cera. Ecco qua. Quindi andiamo a stenderla bene, non lasciamo tanta cera sul muro altrimenti si imbratta tutto il lucidatore. Ecco qua. Dopodiché prendiamo l'altro guanto asciutto, io sto usando l'altro lato, l'andiamo a tirare. Tiriamola bene. Ok, siamo pronti a passare su il lucidatore.
Finito il nostro metro quadro in parete, ripartiamo subito con l'altro metro quadro. Quindi sempre in modo circolare, lasciamo poco prodotto e lo andiamo a uniformare bene sulla parete. Passiamo il guanto asciutto, giusto per andare a togliere la cera in eccesso che c'è, e andiamo a lucidare con il lucidatore. Il lucidatore io lo metto sempre ai massimi dei giri, Volendo possiamo dare anche la seconda mano, non c'è problema. Quindi una volta finita la nostra parete, risulta veramente bellissima al tatto. Un altro consiglio qual è? È una volta applicato Venezian Plaster è di aspettare almeno 2-3 giorni prima di applicare la cera, così la calce ha tutto il tempo per asciugarsi bene ed emanare fuori proprio tutta l'acqua che contiene dentro. Finita la nostra parete con il guanto, bellissima, andiamo a lucidare la nostra versione fatta a spatola. Passati i nostri 15-20 minuti siamo pronti per andare a lucidare questa qua. Quindi trascorsi i nostri 15-20 minuti che abbiamo utilizzato la cera con la spatola, andiamo a lucidare. Abbiamo lucidato la nostra parete, volendo possiamo dare anche una seconda mano di cera e il nostro lavoro è terminato. Vi ricordo che questi prodotti non vanno assolutamente messi nelle docce a contatto con acqua, perché è vero che c'è la cera, però dopo 3-4 volte che si bagnano si decera il materiale e inizia a penetrare l'acqua. Quindi il mio consiglio è di non utilizzare Venezian Plaster o Plaster Glass a contatto con l'acqua.